Presidente Serracchiani, l'orgoglio oggi, ma anche l'emozione di aver firmato una pagina storica per la città di Trieste e per la regione. Sì, davvero un momento epocale per la città di Trieste, per la portualità regionale e per la regione Friuli Venezia Giulia. Attendavamo questo decreto ormai veramente da tanti anni. È l'ultimo tassello, abbiamo completato questo percorso amministrativo che ci permette di poter dire che il porto di Trieste è il primo punto franco internazionale in Europa che davvero fa quello che dice quando si dice zona franca, cioè extra doganalità, libero accesso e soprattutto la possibilità di svolgere in punto franco la prima lavorazione degli insediamenti industriali. Presidente, prospettive occupazionali concrete quindi. Indubbiamente è un porto che già si sta sviluppando, negli ultimi 2 anni abbiamo avuto 250 posti di lavoro in più e adesso diamo un ulteriore colpo a questa impennata che mi auguro davvero preziosa di insediamenti all'interno del porto e di tanti posti di lavoro. Cosa significa tecnicamente questo decreto per Trieste? Significa essere il primo punto franco in Europa, cioè un luogo dove c'è massima libertà di accesso delle merci, dove c'è extraterritorialità doganale, quindi più facilità, meno complicazioni burocratiche, meno tasse, più possibilità di fare impresa dentro il porto. Quindi è davvero un elemento di assoluta competitività, è una cosa attesa da decine di anni e credo che sia una buona giornata oggi per la città, per la regione, ma anche per tutta l'Italia, perché rafforzando un porto rafforziamo tutto il sistema portuale italiano. Questo decreto assegna all'autorità portuale la gestione del Porto Franco. Esatto, cioè fino ad oggi, e per quello che la Presidente rimandava anche al 54, perché tecnicamente questo è un decreto che attua una norma che è del 94, che è l'84-94, che poi è stata ribadita nell'agosto scorso con la nuova riforma dei porti. Ma dal punto di vista poi concreto è dal 1954, cioè dal momento in cui l'Italia è entrata a governare il territorio, ex territorio di Trieste, che non c'è una norma che dà la certezza giuridico-amministrativa della gestione del porto franco internazionale di Trieste. Quindi andiamo a sanare comunque una lacuna, non voglio dire normativa perché quella è da 23 anni che manca, ma almeno dal punto di vista gestionale è un qualcosa che più di 60 anni che aspettiamo questo tipo di intervento, per cui oggi si sa che l'autorità di sistema portuale è il soggetto che gestisce e coordina, e promuove e organizza tutte le attività che sono relative ai punti franchi del Porto Franco Internazionale di Trieste. Questo significa anche che abbiamo il potere di gestirlo dal punto di vista delle dimensioni, delle superfici, del trasferimento e quant'altro. Naturalmente collegate a quelli che sono i poteri che vengono dal Trattato di pace e quindi dall'allegato ottavo del 1947, quindi non è che possiamo spostare il punto franco dove vogliamo noi, però sappiamo che all'interno della provincia di Trieste questo è fattibile. Quindi mettendo insieme l'emendamento russo della finanziaria 2015 che permette di spostare i metri quadri del Porto Vecchio, unito a questi poteri che vengono dati all'autorità di sistema portuale, voi capite che oggi abbiamo una capacità di organizzazione di un sistema logistico industriale e anche di una promozione a livello internazionale che è unica in Europa, anche perché, come ha ribadito il Ministro, questo è l'unico punto in Europa in cui si può fare attività industriale in punto franco, quindi non solo le classiche attività da porto, terminalistiche, ma anche attività logistiche, ma addirittura attività industriali di trasformazione delle merci, e questo, torno a dire, è un elemento che ci dà una forza anche di vendita a livello mondiale che non avevamo fino a ieri. Parlando di territorio è emerso che 20 ettari di SIN in verità non sono inquinati. Beh, meglio, una bella notizia, nel senso, se 20 ettari di SIN, il problema è che noi oggi non abbiamo bisogno di 20 ettari, in cui abbiamo bisogno di milioni di metri quadri. Ecco perché è importante, perché quando noi, si parlava appunto qualcuno interessato, certo ci sono sia soggetti immobiliari, industriali che sono interessati, perché avere metri quadri in punto franco in Europa, non a Dubai, non a Tangeri, non in Cina, ma avere una zona di questo tipo in Europa oggi è una prerogativa incredibile. Quindi se qui si apre qualcosa ci sarà richiesta di milioni, ci sono già richieste di milioni di metri quadri, quindi questo è il problema e questa è l'attività che l'autorità di sistema portuale ha già messo in piedi da più di un anno, perché c'è bisogno di un'attività anche immobiliare, di indicazione, di reperimento di aree dove fare questo tipo di attività, e quindi questo atto normativo ci dà finalmente anche il potere formale di gestire queste cose.